Non so voi, ma se si potesse io metterei nel forno anche l'acqua e provola. Amici miei belli, questa è una pasta che si potrebbe mangiare tranquillamente così. No, è più forte di me. A casa lo sanno che quando compro la provola qualcosa al forno sarà. Guardate questa mia espressione di bontà, di goduriosità. Il limone, spumiamo il limone così evitiamo che i carciofi si anneriscano. Ok? Oh, vabbè. Lasciamoli, non fa niente. Andiamo a sbucciare, togliamo le bucce esterne, quelle là un po' più durette, più duri. Ah, ma io non vi ho detto, sto preparando una pasta goduriosissima con carciofi, crema di carciofi, pancetta, provola. Ma che vuol dire che fa? Prepariamole insieme. Andiamo a togliere la peluria, la barbetta, poi vado a tagliare sottile sottile e subito acqua e limone. I gambi dei carciofi io non li butto, tolgo semplicemente la parte esterna che è un po' più fibrosa e poi taglio a metà. In una padella verso l'olio cuocio la pancetta fino a diventare dorato, tolgo e metto da parte. Nella stessa padella aggiungo l'aglio, faccio rosolare un pochino, poi aggiungo i carciofi, sale, un pochino di acqua, metto il coperchio e faccio cuocere a fiamma dolce per 20 minuti circa. I carciofi devono risultare belli morbidi morbidi. Ora una parte, una metà la vado a frullare così si crea quella bella cremosità. Soprattutto cerco di prelevare i gambi. Vedete se è cotta alla perfezione? No, ma io devo far vedere. Guardate qua la morbidezza. Ma perché li devo buttare? Guardate qua. Che buono. Ho aggiunto un poco di acqua di cottura della pasta e adesso vado a frullare. Deve creare una bella cremina. Ma che Nel frattempo taglio anche la provola a cubetti. Sicuramente starete pensando, Bimbi, ma tu sei sempre a mangiare, è colpa mia. Cadono. La pasta l'ho scolata proprio al dente, nel senso più cruda che cotta, perché così si finisce di cuocere nel forno. Anche se va al forno non si scuoce, perché a noi la pasta scotta non ci piace. Aggiungo la nostra crema di carciofi. Se vedete che poi è troppo secco, aggiungete un goccino di acqua di cottura, così diventa più morbido. Aggiungiamo i carciofi che abbiamo lasciato interi, così aggiungiamo anche la pancetta, mettiamo la metà, l'altra metà la mettiamo in mezzo, pecorino, pepe e una bella mescolata, così amici miei belli, guardate. Vabbè, forse ci voleva una ciotola un po' più grande, fa niente. Verso una metà nella pirofila. L'altra parte che avevamo lasciato della provola, così viene bella ziccosa ziccosa. Volendo potete anche mettere la besciamella, volendo, però la mettiamo, stiamo a dieta. Ok, l'altra metà versiamo provola sopra, pecorino, mettiamo tutto, mettiamo un sacco di tirchi. Sentite il rumore, è il forno. No, vabbè, ma la goduriosità, e poi mi domando come mai non riesco a dimagrire, cioè. Questo boccone, ma no, che vuol dire che fa? Che ci sta? A parole non ve lo posso spiegare, sa da fare assolutamente. Favorite. Buon appetito. Pasta al forno con carciofi che ste. Che non si fa così. E fallo tu. Fallo tu.